futuro. E mi avvio alle conclusioni. È difficile contenere in una relazione i tanti avvenimenti vissuti insieme, i problemi affrontati, le difficoltà incontrate, ma anche i risultati ottenuti, le soddisfazioni e i riconoscimenti ricevuti dai nostri associati nell'attività di rappresentanza che abbiamo esercitato. Alcuni obiettivi sono stati raggiunti, ma sappiamo che ce ne sono ancora molti su cui misurare il nostro impegno, la nostra tenacia, la nostra capacità. Insieme, come abbiamo sempre fatto, definiremo contenuti e tappe del nostro cammino, a partire dalle imminenti elezioni dell'RSU, dai rinnovi contrattuali, dalle riforme che investiranno la pubblica amministrazione anche nella nostra regione. Noi siamo pronti, dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo generare un futuro di speranza. Oggi il nostro Paese ha più che mai bisogno di fiducia e di speranza e noi abbiamo le idee, la forza, la competenza per promuovere e indirizzare da protagonisti i cambiamenti a favore dei nostri associati e per il bene della collettività. Questi anni di lavoro per me sono stati anche l'occasione di approfondire la conoscenza, a tutti i livelli, di tanti sindacalisti straordinari. Ma la straordinarietà non sta solo nella capacità e nella competenza professionale, innegabile, ma nell'essere ancora prima donne e uomini dai profondi valori morali che antepongono agli obiettivi e agli interessi personali il bene comune dell'organizzazione. Persone con le quali ho avuto la fortuna di condividere i percorsi passati e quelli futuri che ci attendono. Infine voglio chiudere come ho iniziato e voglio ancora ringraziare tutti i dirigenti, gli operatori, i delegati, i componenti RSU, gli iscritti, ognuno prezioso per quello che ha dato e per il contributo che sicuramente continuerà a dare con grande generosità e spirito di gruppo, rendendo sempre più forte e autorevole questa federazione e rappresentando onorevolmente la CISL in ogni luogo di lavoro.